culto per Santa Maria di Piedigrotta sempre vivo e forte. A lei, per esempio, si rivolgevano le giovani donne in attesa di un figlio per chiedere protezione e aiuto, o i pescatori di Mergellina per invocare benedizioni e reti piene. L'istinto popolare a far festa con frenetica partecipazione. Le canzoni offerte al giudizio generale e delle giurie composte spesso da valenti e stimati intellettuali, poeti, scrittori, musicisti, artisti. Ecco che gli ingredienti fondamentali che descriveranno la classica fisionomia della festa di Piedigrotta erano ormai tutti in campo. Intorno ad essi una miriade di varianti sociali, economiche, di costume. Napoli, col suo carattere contraddittorio e talvolta imprendibile, si specchiava tutta in questa festa di popolo che, al culmine del suo fiammeggiare, coinvolse tutti i ceti e gli ambienti di una città in cui continuavano peraltro a non mancare motivi di preoccupazione per le condizioni generali del popolo, raccolto nei vicoli e nei fornaci. Perché nacque questo viscerale trasporto verso un coinvolgimento totale? Difficile spiegarlo. Forse Piedigrotta era per i plebei l'occasione di far baldoria, almeno una volta all'anno, nelle strade di signori. Per i borghesi spregiudicati era l'occasione di divertirsi facendo almeno una volta all'anno quello che facevano i plebei. Per i borghesi timorati era l'occasione di fare bella figura rifiutando gli inviti a scendere in strada, potendo però vedere dal balcone come si divertivano una volta all'anno borghesi e plebei mischiati insieme. Difficile dire chi, fra tutti, si divertisse di più. Del resto c'era stato anche chi, come lo scrittore Giovanni Artieri, si chiese di che mai ci si potesse divertire durante la terribile notte di Piedigrotta. Artieri, che dunque non amava la festa, ne descrisse però magistralmente alcuni elementi psicologici. L'uomo moderno, scrisse, immerso nella folla, avverte di trovarsi implicato in un remotissimo rituale, in un ritmo quasi astratto, pulsante in un tempo e in uno spazio di estranea provenienza, come se fosse entrato a vivere in un dipinto, partecipando senza volerlo della sua natura metafisica. Grappoli d'uva, pampini, mele cotogne, spinosi groppi di fichi d'India e quegli strumenti pervenuti dall'antichità, sistri, timballi, triangoli, tofe, sonagli, triccabalacche, gli stessi che si vedono in certi affreschi di Pompei e si odono leggendo il Satiricon di Petronio.